Io sono innamorata della mia città, io sono nata qui, sono vissuta qui, ho frequentato le scuole dall'asilo alle superiori qui a Milano, ho frequentato il patronato, ho fatto l'animatrice al Gresta ai gruppi giovanili, poi mi sono sposata, la mia famiglia è qui a Milano e quando una persona innamorata, una donna innamorata è disposta a fare qualunque cosa, soprattutto ad ascoltare, perché i cittadini di Milano hanno bisogno di essere ascoltati. Avvocato, 39 anni, già presidente del Consiglio Comunale durante la Giunta Cappelletto, Maria Giovanna Boldrin si candida a sindaco a Milano con una coalizione che comprende Forza Italia accanto a 2 liste civiche. Ma la mia, tiene a precisare, non è una candidatura di centrodestra. Io non voglio neanche più parlare di destra o di sinistra, francamente. Tra l'altro ho anche 2 liste civiche dove non ci sono persone di destra all'interno. Noi parliamo della politica del buon senso, cioè io sono convinta che nel momento in cui si vede una buca sulla strada la vede sia l'uomo di destra che l'uomo di sinistra. Poi è il buon senso che fa mettere a posto la buca lungo la strada. Tra le priorità del suo programma l'aumento della videosorveglianza, nuovi vigili urbani, la riorganizzazione della macchina comunale, il rilancio del lavoro anche grazie ai bandi europei. Innanzitutto io vorrei costituire immediatamente una commissione permanente affinché sia in grado di monitorare e quindi presentare i progetti in regione per avere poi quindi fondi regionali che sono fondi poi europei per poter dare appunto questo discorso di servizio.